Non è solo per un astratto senso di giustizia che i risparmiatori attendono con trepidazione l'esito del processo apertosi oggi sul crack di Banca Popolare di Vicenza. Tra chi si augura che la giustizia faccia rapidamente il suo corso anche il capogruppo democratico in regione Stefano Fracasso. C'è uno sforzo in Parlamento per istituire questo fondo a ristoro dei risparmiatori che mi pare un segnale positivo che va nella direzione giusta. Ovviamente senza delle sentenze che mettano nero su bianco chi ha fatto cosa è difficile anche per i risparmiatori procedere a delle rivalse rispetto a questi responsabili. Il numero di persone fuori dall'aula di giustizia stamattina, gli fa eco Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle, dà l'idea di quanto è sentita la questione nel territorio veneto. Quello delle banche è un problema che andrebbe affrontato anche riformando l'organizzazione della giustizia. Non è più possibile affrontare a livello di singole procure questi reati, queste fattispecie di reato. Occorre specializzare gli uffici. I temi finanziari vanno affrontati da un ufficio specializzato.